giorni che penso e ripenso, guardo il cielo e non trovo più un senso. Sono giorni che provo a capire, dico basta all'amore che mi fa morire. Sono giorni che sento una voce, è il mio cuore che non mi dà pace. Instancabile batte nel petto, l'amore e rispetto, e non la paura di ciò che sei tu. Pensa a quando ci siamo incontrati, agli sguardi di complicità, ogni abbraccio che ci scambiavamo era come abbracciare la felicità. Ma l'amore non è possessione, siamo l'uno dell'altro, dicevi tu. Ora tremo davanti al portone, non farmi del male, sogno sempre di essere amata da te. Sogno ad occhi aperti sulle ali della libertà, sogno di essere viva, respirando ogni giorno la brezza marina. Volo insieme al vento, volo incontro alla felicità, libero i pensieri e i miei desideri come stelle che brillano già. E da giorni che indosso un vestito che parla di me, di chi unisce al cuore il coraggio. La vita è un passaggio e viverlo è un nostro diritto. Donne, madri, siamo figlie, fiere di ogni più piccolo pensiero. Siamo rose che sbocciano al sole, siamo donne che credono nell'amore vero. Un amore che dia sicurezza, che accompagnano il nostro passo, dove ogni parola è concessa, dove un bacio sia l'unico segno che ci resti addosso. Sogno ad occhi aperti sulle ali della libertà, sogno di essere viva, respirando ogni giorno la brezza marina. Volo insieme al vento, volo incontro alla felicità, libero i pensieri e i miei desideri come stelle che brillano già. Non puoi più calpestare i miei pensieri, non puoi più spegnere i miei desideri, non puoi fermare più le mie parole, non puoi ferirmi più e farmi del male, non puoi legarmi più con le catene, non puoi fermarmi il sangue nelle vene, non puoi chiodarmi più sulla tua croce. Adesso grido basta con tutta la mia voce. Insieme al vento, volo incontro alla felicità, libero i pensieri e i miei desideri come stelle che brillano già. E dopo aver ascoltato Pino Daniele con Che Dio ti benedica, diamo il benvenuto ufficialmente ad Antonio Puzzo all'interno del nostro Penday Cinema. Ben arrivato. Buongiorno, è un piacere essere insieme a voi. Io conosco Ivan, non conoscevo te, Eliana, e sono veramente felice di essere qui con voi, collegato stamattina a parlare un po' di musica e di questo bel progetto che abbiamo fatto. Me lo dico da solo perché sono orgoglioso di questo. No, guarda, allora ti leggo il messaggio bene. di Maurizio Tuminia che dice bel video e ti fa i complimenti. Ovviamente i complimenti a te, ma i complimenti vanno all'intero gruppo. Assolutamente sì, io infatti sono un semplice portavoce di questo progetto perché è nato all'interno dell'istituzione scolastica di cui faccio parte, il Margherita di Navarra di Pioppo. Un progetto molto importante che abbiamo voluto fare con tutti i colleghi proprio per sensibilizzare i ragazzi, perché penso io che se vogliamo davvero cambiare le cose dobbiamo partire dal basso. Tutte le rivoluzioni vere sono partite dal basso e quindi dobbiamo partire proprio dalla scuola, dai giovani, sensibilizzarli e fargli capire che
questo cancro della violenza sulle donne deve assolutamente finire. Senti Antonio, c'è stato un coinvolgimento corale non soltanto dei tuoi studenti ma poi delle nonne, delle zie, dei cugini. Ecco, come è avvenuto questo processo? Sicuramente con un passaparola e quindi con un'importanza tematica. Intanto è avvenuto perché io ho avuto il sostegno, l'appoggio di tutta la scuola, il corpo docenti al completo, della nostra dirigente scolastica, la dottoressa Patrizia Roccamatisi, che ha subito sposato questa idea. Di conseguenza abbiamo diffuso, abbiamo sparso la voce non solo con le alunne della scuola, che hanno subito partecipato volentieri già in fase di registrazione del brano, e poi successivamente nelle fasi di ripresa proprio del video. Abbiamo chiesto di far partecipare tutta la comunità di Pioppo, e devo dire che c'è stata una bellissima risposta. Ciò vuol dire che un cambiamento non lo vogliamo soltanto noi, non lo voglio soltanto io, per fortuna, ma è un cambiamento generale. Di conseguenza è stato bello vedere all'interno della palestra della scuola tutte queste persone, tutte queste donne che, come avete visto nel video, si sono veramente rese disponibili con grande affetto, con grande professionalità. Mi sento di dire, insomma, hanno partecipato tutti quanti e sono felice anche del risultato finale. Tu sei un bravissimo musicista, adesso hai un ruolo importante che è quello del docente, quindi dell'educatore. Temi come questi non si finisce mai di esaurirli, anzi devono rimanere sempre e comunque vivi fra i ragazzi. Ecco, raccontami un po' questo passaggio nella tua vita, perché io ti conosco da musicista strepitoso, mi hai tanto esaltato nei tuoi concerti con Mario e tutto il tuo trascorso, quindi ecco, come vivi questo ruolo adesso di educatore? Guarda, hai detto bene, adesso il ruolo di educatore è un ruolo di grande responsabilità per me. Io sono un musicista e lo sarò fino alla morte, lo sarò sempre, perché stare sul palco per me è vita, avere gli strumenti in mano e suonare è vita, però è vita altrettanto stare con i ragazzi, ricevere tanto affetto, dare io tanto affetto ai ragazzi, è la cosa che veramente mi fa tanto piacere. Quindi diciamo che questo passaggio è stato indolore in qualche modo, perché io tra l'altro, come hai visto, porto la musica a scuola, porto la musica ai ragazzi, li faccio appassionare, quantomeno ci provo a farli appassionare, e i risultati, come vedi, anche attraverso la realizzazione di un video, scrivendo un testo, scrivendo la musica e facendoli cantare, e vederli così entusiasti, ovviamente ti ripaga di tutto. Senti Antonio, conoscendoti, io sono certo che stai già scrivendo testi e musiche per qualcos'altro, e sicuramente per un audiovisivo, magari rientrando anche nei contributi che il Ministero mette a disposizione sul piano cinema, di cui sei a conoscenza, e quindi migliorando anche qualitativamente e con più mezzi quando ci sono risorse, ma soprattutto prima le idee, e quindi le idee originali e poi i mezzi, sicuramente esce un bel prodotto audiovisivo. Sì, hai detto bene, perché già in cantiere c'è un altro brano che ti spoilerò. È un brano che ha a che fare con l'amicizia, okay. Quindi il tema principale è l'amicizia, e l'amicizia ovviamente anche lì, sai, far capire ai ragazzi il valore dell'amicizia, e di contare su una persona che appunto ti può aiutare nei momenti di difficoltà, è una cosa fondamentale, è una cosa molto bella e importante da trasferire, da trasmettere ai ragazzi. Quindi questo è il prossimo brano che abbiamo in cantiere, e chissà, in questo momento nasce come un prodotto prettamente musicale. Chissà se magari poi si realizzerà anche lì un video, e chiamerò anche, e lo voglio citare perché mi sembra giusto, la persona che ha lavorato con me alla regia del video che avete appena visto, che è Raffaele Pullara, che ha curato il video e ha curato anche il mixaggio del brano, insomma, a 360 gradi. Senti Antonio, grazie. Noi vogliamo ringraziare qui dalla radio la dirigente scolastica, tutti i tuoi ragazzi, e non vogliamo assolutamente rubare loro il professore di punta. Però sai, guarda, arrivano i complimenti di Matteo Bobbio, che dice: bellissimo, grande maestro prof Puzzo. C'è Giuseppe Di Salvo che vorrebbe sapere come poterti contattare, quindi
Possiamo dare i tuoi contatti social magari? Sì, assolutamente sì, io ho il mio profilo Facebook, quindi anche su Facebook stesso, insomma su Messenger è possibile contattarmi lì, su Instagram, insomma oggi come oggi veramente siamo reperibili. È facile. Quindi tranquillamente. Io ringrazio voi per l'opportunità, perché trovarmi su Radio In, diciamo, non è una cosa di tutti i giorni. Ringrazio Ivan perché mi ha dato questa possibilità, ringrazio Eliana insomma, perché anche lei, insomma, dà un grande contributo. La padrona di casa. Insieme. Lui fa tutto, io qua assisto a questo spettacolo per il quale mi continuano ad arrivare questa mattina anche complimenti attraverso il mio cellulare, di chi magari non vuole scrivere su. È una bella puntata questa, Antonio, quindi sono contento di averti avuto in scaletta. È un'opportunità perché questi messaggi devono essere veicolati il più possibile, al di là del fatto che questo video l'abbia fatto io insieme alla mia scuola, insieme ai miei colleghi. È importante che il messaggio in sé passi e che arrivi ovunque più lontano possibile, perché davvero deve cambiare questa brutta realtà, insomma, che oggi come oggi ancora dopo una vita, insomma, continuiamo a subire. Quindi facciamo di tutto affinché le cose cambino. Grazie Antonio, ti stimavo e ti stimo ancora di più per questo tuffo nel sociale, nella solidarietà, e quindi in questo anche ruolo importante che hai da educatore. Lasciamo il professore Puzzo alla sua amata classe. Suona la campanella. Sì, esatto, si va in classe a studiare. Finita la ricreazione con Open Day Cinema. Grazie professore Puzzo. Ciao Antonio. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ciao. E da qui chiedo indicazioni.